Italia, allora primo guarda che bei posti, guarda che belle colline eccetera eccetera. Secondo voglio andare a provare, proprio perché ho voglia di provare un'area di sosta così, ho voglia, oggi ho sta voglia qua, quella di, oddio mi sono già dimenticato, ah no, Valdobbiadene, che sarebbe a pagamento, però leggevo che ci sono periodi che è gratuita, quindi vediamo se è ancora gratuita. Purtroppo mi sto muovendo col pieno di acqua per niente, però vabbè dai, qualsiasi posto mi fermerò, almeno l'acqua ce l'ho già. So, qui dove sono ora ci sarebbe l'area camper di Zumelle, dove c'è il castello, credo che il castello in camper, credo di esserci andato almeno un paio di volte, guarda che bello il cielo in fondo, no? Guarda che bello, con le montagne nascoste, figata. Solo che a pagamento costa 5 euro e poi appunto se è il castello che dico io ci ho fatto parecchia fatica a entrare con Scarosso, figuriamoci con Quilmin, e difatti nelle recensioni c'è scritto che è praticamente solo per furgonati e cose del genere. Che stradine d'Italia, aspetta perché doveva sorpassarmi adesso, no nulla, guarda che colori, guarda che robe, guarda Italia guarda, vabbè che ormai è sera, ok? Però questo è il Veneto ragazzo, guarda che bello guarda quel ponticello, il canaletto, guarda che bello. Buongiorno Veneto, dica buongiorno, dai, dica buongiorno Veneto, buongiorno Italia. Ciao, il Veneto è mare, montagna, laghi, fiumi, campagne, città, tutto! È un po' tipo a Toscana il Veneto, di tutto un po', per quello io dicevo sempre che a me piace tantissimo il Veneto e la Toscana, sono le mie due regioni preferite. Segue poi ovviamente il Friuli, la Sicilia e tante altre chiaramente. Vedi Italia, queste sono le strade da sogno di Singano, ossia natura, e va benissimo anche la montagna che mi piace tanto, però la strada praticamente tra virgolette pianeggiante, nel senso che è abbastanza collinare, vedi, segue i corsi dei fiumi e dei torrenti, no? Poi guidare con Quilmin su ste strade è una goduria estrema, senza buche, con le curvette, guarda, sempre i 60 all'ora, sempre la mia velocità nirvanica proprio. Su sta stradina che è un po' in collina, è tutto bello, manca solo la policella. Qui sei a Scalon, comune di Quero-Vas. Qui era stata girata una delle prime puntine con i singani, che sarebbero i Van Dogs, e la Valeria. Sì, aspetta, c'era la Valeria, sì, la Valeria e anche la Claudia. Ma che bella chiesetta, figata! Qui ragazzo sei a San Vito, cioè non San Vito lo Capo, ma San Vito, frazione di Valdobbiadene. Ed eccoci qua all'area camper Italia. Allora vedi, quello è già collegato alla colonnina, quindi so già di per certo che funziona. Questo si è aperto e sarebbe a pagamento, ma in questo periodo, maggio, forse giugno, non lo so, è gratuita. È praticamente attaccata al centro, della serie prendo lo skate, vado a farmi un giretto, soprattutto vado a vedere se mi posso prendere una pizza. Non so come cacchio si entra, io sono entrato in contromano, perché di là era chiusa l'entrata, non riesco a capire. Vabbè, comunque colonnina a volontà, acqua, carico e scarico e tutto quanto bene. Italia, mucho bene, è una bella vista, nel senso che io mi butto qua su per il verde e quella è la mia vista, yeah. This morning, Lord, we're gonna lift each other up and stand as one. Oh, this morning, every child of every mother, oh, we stand as one. Well, I know that wound's been heavy, child, and your hope's been trapped in ice. Oh, but we can bring our sparks together till the bonfires are burning bright. Oh, you know we have the power now to make a new day for us this night. You have my love inside you, then you know. Let's lift each other up and watch it grow. Mamma mia, Italia, che pizza, oh, mamma mia. Sono, allora no, abbiamo detto nell'area camper a pagamento, che però è da un anno che è gratuita, qui a Valdobbiadene, no? È attaccata al centro di Valdobbiadene.
Oddio che mangiata sto male, ho esagerato, è che sai quando una roba è buona insisti a mangiarla, no? È così, è così. E non mi ricordo il nome della pizzeria, però è a 1 chilometro da qua, quindi guardi su Google Maps, la più vicina è il primo risultato che viene. Porca miseriaccia ragazzi, bello bello. Comunque no, vabbè, a parte la pizza, devo farti vedere una roba, vieni in bagno. No, aspetta, no, via in bagno che te strane idee, no, via in bagno che ti faccio vedere una roba. Ti ricordi, no, che io avevo la macchia qua, Ti ricordi la macchia nera fatta con l'antirombo? Oh, la spugnetta magica che mi ha regalato il tu che hai visto nelle puntate precedenti, che non so che razza di spugna è. Oh, è venuto via come ridere! Adesso con calma mi sto facendo il piatto doccia, però vedi il giallo è praticamente quasi sparito, quindi con calma continuerò. E la spugnetta è qui, guarda, l'ho un po' smaciullata perché vabbè ci ho dato molto di olio di gomito. Comunque è sta roba strana, effettivamente tira su un casino ragazzo. No, guarda, fantastico, veramente. Aspetta che mi sto caricando anche le lucette perché sono qui nell'area camper, no? Quindi sai che io approfitto quando sono in area camper, no? Cosa bella di Pullmin che ha anche il riscaldamento dell'Alde che va anche a corrente, quindi risparmio anche i soldi e la corrente, quindi il frigo che va a corrente, il riscaldamento va a corrente, tutto va a corrente. Che bello. Adesso mi metto un po' a lavoricchiare qua, ragazzo. Sì. Oh! Non te l'ho raccontato, no, non te l'ho raccontato. Su per le colline di Valdobbiadene, che certe erano anche abbastanza ripide, con lo skate attirato, che figata, bellissimo! Lo adoro sto cacchio di skate, è una roba incredibile. Credo che c'è di meglio nel mercato, anche perché questo purtroppo, come sai, ha la trazione su una singola ruota. In certe situazioni, soprattutto quando magari sposti il peso, può essere un po' pericoloso se c'è strada un po' sdrucciolevole, un po' bagnata, gli svoli. Però per il resto veramente pazzesco e eccezionale. Comunque vabbè dai, basta, bando alle ciance e Yuri va a lavorare. Ok, via. Ho trovato anche un tu che è passato a trovarmi, dopo casomai vediamo di ricordarci di fare un video. Come? Cos'è sto casino? Sì, fa caldo, ho acceso il clima ragazzo. Adesso siamo tornati in pianura veneta, voglio dire, quindi si sente qua il caldo. Guarda ragazzo, che ti interessi o non ti interessi, mi monto un video, che ho voglia così stare un po' al computer a montare un video e dopo basta, vado a trovare il CP e poi l'Alessia. Oh, Italia, sono ancora nell'area sosta camper di Valdobbiadene, provincia di Treviso in Veneto, quella che per il momento è ancora gratuita, no? E guarda che le colonnine qua mi sembrano senza limiti, nel senso che ho provato, vabbè, il climatizzatore ok, non ho mai avuto problemi, ma ho provato il riscaldamento con la resistenza alta, al massimo della potenza. Ieri che dovevo farmi la doccia, ieri notte faceva freddo, non è successo niente, col computer acceso che va al monitor e tutto quanto, no? La roba a caricare, le luci eccetera, no? Pompare l'acqua, niente, perfetto, compreso il frigo a corrente, quindi male. E adesso sto provando una cosa che mi ha sempre fatto saltare le colonnine, il forno a microonde con grill impostato a 600 watt, più ovviamente il computer acceso e tutto quello che ci va dietro. E esatto, non è ancora saltata, sta funzionando, figata. Non so se è per il discorso, mi pare mi avevano detto quella volta che avevo montato i pannelli, che il mio impianto come è stato strutturato, se attaccato alla colonnina, se la colonnina non ce la fa, lui pesca anche dai pannelli, non dalle mie batterie, dai pannelli, quindi fa un mix pannelli e colonnina. Adesso non so se è così, probabilmente anche per questo. Sì, ti ricordi quella volta in Toscana che alla sera saltava sempre tutto mentre al pomeriggio andava tutto, no? Quindi molto probabilmente c'è questo aiuto, no? Questa combo, questa unione tra la colonnina e i pannelli, oppure tra i pannelli e la colonnina, scegli tu. Bene Italia, salutiamo cordialmente l'area camper di Valdobbiadene, vado a scaricare e poi basta, parto, vado appunto a trovare il CP e poi l'Alessia, bla bla bla, Ciccoco, Cocc, bla bla bla, eccetera. Ciao Italia, queste sono le campagne, non ho potuto farti vedere il centro di Valdobbiadene quando giravo per le colline, bellissimo, perché lì è parecchio stretto, quindi insomma è molto impegnativo, dovevo mettere piuttosto la GoPro nel portapiccio, nel porta GoPro, però vabbè, insomma non ci ho pensato, è andata così.
slow. Chasing rainbows that could lead me to that gold. Cloud tobacco, but clear on my goals. Unite, hook, goodbye,Joe. Learn to bring the heat because this world is ice cold. Tide or the ring, 改变像个 psycho. I'm just trying to pedal raps and break out of the cycle. Ay, flames in the wintertime, grilling them every day, so you know it's dinner time. Never was a fan of the pantomime, flowing through the panorama with the spam and pantomime. Italia, Italia, eh? Beh, col rumore del camion sotto si poteva evitare, ma secondo te io rifaccio la scena, ma neanche morto. Oh, guarda, non abito oggi, però è il mio bar. Eh sì, perché ho detto, ma sì, dai, un caffettino leggerino. Peccato che vedi, questi sono i segreti del mestiere, no? Tu hai una roba figa da una parte e dopo guardi dall'altra e giustamente sei in mezzo alla strada, no? Hai capito? Così si fa Italia, si fa così. Si sta bene qua il freschetto. Guarda, guarda, sprotone. Cosa fai? Fai finta di far la guardia? Ti conosco io. Ah, già, sti cani che fanno finta di far la guardia. La mia matufona, senti che bene che si sta qua, all'ombra con le piastrelle fresche. Devo anche tirarle fuori. Lei gli avevo comprato un tappettino refrigerante che dentro ha una cosa, diciamo, chimica che fa reazione, che quando tu lo schiacci produce del freddo. Adesso, eccolo là, lì appeso. Là. Adesso glielo prendo. Di chi è quel codino? Quel codino che fa tum 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 tum. Di chi è il codino? Di chi è il codino? No, il codino! Il codino! Guarda, codino! Mio bello chiappettino. Ti sono mancato, CP? No? La pallina cercava lei, guarda la cara. Ma a chi gliela dai? All'uomo invisibile? Me la dai all'uomo? Me la dai a me? La pallina. La pallina. La pallina. La pallina. Pallinen. Un terremoto, guarda. È super il muro. Che pirlone di cane. Me la ridai? Pensavo volessi tenertela così da portare in giro. Se mi dà questa pallina, guarda, dice gnam, ti mangio il dito, il dito ti mangio, mio Palinen, mi hai strappato Palinen, dammi Palinen. Palline, no. Aspetta. Sgomma per film. Porco cane, che potenza. Il 4x4 del CP. Aspetta CP, vediamo se ti ricordi sta roba. Qua praticamente la mia discarica. Guarda CP. No, devo prendermi un portabici, ragazzo. Allora, voglio andare in bici. Vedi questo? Aspetta, di qua o di là è uguale. Ha fatto i puntini di muffa. Vabbè, darò una lavata. Questo qua praticamente tu lo schiacci, eccolo là, e in 2 secondi inizia a produrre freddo. Avevo preso un Maxi Zoo, forse li trovi anche su Amazon, ma credo che convenisse il Maxi Zoo. Lemmy, vieni nel tuo tappetino, magari non te lo ricordi. Eccola. Guarda, ciccia, qua, giù culone, brava. Senti, eccola, hai sentito che è fresco? In teoria i cani dopo si ricordano che siamo seduti lì sul fresco e ci ritornano.
Diciamo che il fresco dura un tot, adesso non saprei dirti quanto, dopodiché uno deve rialzarsi e risedersi per ricreare, diciamo, questa reazione chimica che fa il freschetto. Vero CP? Cosa buca la criceto con la pallina. Approfittando che sono qua in discarica, no, a trovare il CP, lascerei giù quel portabottiglie, diciamo che era sei la griglia interna del frigo che avevo recensito, perché è proprio brutta da vedere. Quindi niente, le bottiglie d'acqua le terrò sciolte, diciamo, forse davanti, in parte al sedile passeggero, sì, credo che le metterò lì. Wow, è arrivato il caldo Italia, mamma mia. Allora, però già che c'ero, a parte aver preso una borsa di roba a regalare alla Alessia, mi sono preso su. Sì, esatto, il cucchiaio alluminio, non si sa mai. Schopenhauer, il mondo come volontà e rappresentazione. The Secret, non lo so, è abbastanza rinomato, vediamo. Cuscolè. E le novelle di Verga. E soprattutto, già che ho trovato una taglierina nuova. Ah no, dimenticavo, è quella mia bellissima padellina in ceramica, piccolina, per farmi la salsa rosa. Oh Italia, guarda cosa sono riuscito a crocchiare. Adesso chiudo bene le viti perché i video facciano schifo secondo me, come aveva detto anche Andrea, perché la GoPro era a testa in giù e quindi il meccanismo di sincronizzazione non funzionava correttamente perché è tarato per stare... Vabbè, senza tanto parlare, dai che la proviamo subito. No Italia, no, ancora no, non mi convince, guarda. Riesco a capire, accidenti, cioè nella schiena del cane vedi tutto liscio, col cane che salta così, il drone che va bene o male dritto, accidenti, niente. Stavo pensando quasi quasi se riattaccargli il suo gimbal e vedere di modificare in qualche modo il supporto per attaccargli la GoPro. È un pochino un casino. È che non volevo spendere soldi per un altro drone, anche perché io comunque per il drone vorrei usare la GoPro, hai capito? E quindi niente, ho visto che mi serve un drone con stabilizzatore. Quindi il mio, insomma, adesso vedo, visto che sono passato 4 alla nonna e ho la casa vecchia qua, vado a prenderlo e lo terrò in camper, vediamo cosa combinare. So che in teoria magari non ti interessa, però quando si fanno i video delle puntine dei posti, cioè una bella dronata ci sta, hai capito? E vedere le riprese tutte dondolanti così e vederle lisce, perfette, come si vedevano una volta, accidenti, è tutto un altro paio di maniche. Vedi Italia, questi... come quella vite a pentagono, queste vabbè, quelle la sbollo dopo. Questi non sono lavori di minuteria, sono lavori di cineseria, porca miseriazza. Comunque aspetta, prima di chiudere volevo farti vedere, comunque il concetto è che questo è lo stabilizzatore, no? Che puoi anche comandarlo, che va su e giù, eccolo qua, no? Questa è la GoPro, però la GoPro vedi non si entra in altezza e dopo toccherebbe anche su questo coso qui, quindi questo coso qui intanto vedo di riuscire a toglierlo e dopo qua si vedrà di segare per adattargliela in qualche modo, non lo so, vediamo. Eccolo qua, chissà se funziona, in teoria nel frattempo non dovrei aver fatto malanni. Vediamo se lo accendo, se prende corrente intanto. Sembra un po' morto, forse devo attivare anche il telecomando, vediamo. Sì, non lo faccio volare qua dentro, no? Sì, continua a essere... Cosa ho sbagliato? Solo gimbal not found. Perché not found? La corrente te l'ho data, vabbè, rispegniamo e vediamo se ho saltato qualche cavo. Ciò sembrerebbe montato tutto correttamente, che non lo rileva. Sto vedendo da dove partiva questo cavo qua, ma è un insieme. Vabbè Italia, non ti tedio più di tanto, sai che se non ti faccio vedere altro vuol dire che non funziona, insomma.
Ok, piccoli insignificanti dettagli, probabilmente questa schedina non serviva per il segnale video ma per tutto. Adesso gli ho ricollegato la flat anche a questa e vediamo adesso se funziona. Facciamo la prova in diretta, Italia, in diretta, Italia sì, Italia no, al massimo zappa a fuoco il camper. Tac, eccoci qua. Tu passa di qua, eccola, a posto, perfetto, eccolo là, perfetto. Qua probabilmente sta facendo una specie di taratura, però solo gimbal not found, magnetic interference vai mona. Boh, secondo me potrebbe anche starci. Io adesso rimonto il tutto. Ok, manca un'altra fiaccina, un'altra fleck che è questa e adesso la collego. 1, 2, 3, 4, la prova del cuoco, vediamo, eccolo là, se riesco a comandarlo e se mi toglie la scritta. Solo gimbal not found di nuovo, solo gimbal not found, perché lo fai disperata drunella mia. Niente, è andato sto drone. Italia, addio drone. Niente Italia, dai, è morto, poche parole, è morto. I video con la GoPro senza stabilizzatore vanno da schifo. Boh, non lo so. Adesso me li vedrò meglio magari al computer. Tieni anche conto, vabbè, che anche un drone è abbastanza illegale e tutto quanto, quindi niente, dai. Dimettiamolo.